Sindaco, individuati questa mattina i responsabili del pestaggio a Santa Maria del Rovere. Sì, noi lavoriamo intensamente e in sinergia con le forze dell'ordine per prevenire questi episodi, perché ci piacerebbe che nella nostra città questo non succedesse. Però nel momento in cui qualcosa succede è anche bello vedere che ci sono delle risposte da parte delle istituzioni tempestive, e quindi ringrazio le forze dell'ordine, nello specifico la Questura di Treviso, perché anche in questo caso, con il supporto anche dell'amministrazione comunale, sono riusciti a individuare i responsabili, a denunciarli. Adesso manca l'ultimo elemento: certezza della pena. I responsabili di questa aggressione devono pagare la loro pena, perché diversamente tutto il lavoro di indagine e anche di prevenzione rischia di diventare vano. Quindi bene hanno fatto le forze dell'ordine, noi continueremo a lavorare sulla prevenzione e sulla presidio del territorio. Serve l'ultimo passaggio, che è la certezza della pena.